A Padova, la città veneta con l'aria più inquinata torna a fare tappa. Dopo 10 anni il treno verde di Legambiente, il convoglio Green, si è fermato per qualche giorno in stazione per far salire a bordo gli studenti e i cittadini, a cui spiegare attraverso una mostra itinerante quali buone pratiche utilizzare per ridurre la produzione di polveri sottili. Basta auto, utilizzare il trasporto pubblico, la bicicletta o i monopattini elettrici, soluzioni che devono essere potenziate nelle città. Questo è il messaggio lanciato ai giovani cittadini e amministratori del futuro. Parlando di mobilità sostenibile, ad esempio, raccontiamo ai ragazzi come anche le strade possano essere più green. Quelle che vedete sono delle formelle che presentano delle varie applicazioni realizzate proprio attraverso il riciclo e il riuso degli pneumatici esausti. Ad esempio, con questa mostriamo agli studenti proprio come potrebbe essere l'asfalto di cui vi parlavo prima, quindi un asfalto molto più drenante, quindi molto più sicuro e anche più silenzioso. E questo è realizzato mescolando appunto il pulviscolo derivante dagli pneumatici esausti insieme all'asfalto, al briciolino dell'asfalto. L'arrivo in Veneto del treno verde è stata l'occasione per fare un quadro sull'inquinamento atmosferico di Padova, e ciò che è emerso non è per nulla rassicurante. Dal 1 gennaio al 21 marzo in città si sono registrati già 46 giorni con sforamenti di livelli di PM10. La legge, pensate, ne consente 35 in un anno, quindi per il 19° anno consecutivo Padova è già fuori legge, e questo è stato l'inverno peggiore per la città degli ultimi 10 anni. La causa principale dell'aria malsana che respiriamo è il traffico, ammonisce Legambiente, che invita l'amministrazione comunale a mettere in campo politiche più green anche alla luce della grande partecipazione al corteo pro ambiente del 15 marzo scorso. Quindi bisogna limitare il traffico dando delle alternative ai cittadini. Le alternative sono che il mezzo pubblico sia più frequente, perché tutti gli studi dicono che la gente prende il bus se non li deve aspettare più di 5-8 minuti. Quindi bisogna investire massicciamente sul trasporto pubblico, aspettando nel frattempo che sia realizzata la nuova linea del tram.